stanno raggiungendo l'Italia, il Veneto, con mezzi propri, con piccoli furgoni o con autobus, i primi profughi ucraini in fuga dalla guerra. Un pullman con targa ucraina con una cinquantina di persone a bordo è arrivato stamane al confine di Fernetti, a Trieste. Ad attendere il bus c'erano le forze dell'ordine per i regolari controlli di frontiera. Sono soprattutto donne e bambini diretti a casa di amici o conoscenti, prevalentemente al nord tra Brescia, Vicenza, Milano. Ma sono centinaia i rifugiati che in queste ore stanno arrivando nella nostra regione, come riferisce il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Secondo le informazioni della prefettura, i cittadini ucraini in fuga raggiungono i parenti che hanno in Veneto. Alcuni sono arrivati al confine. Nei prossimi giorni si stima in alcune centinaia il numero di profughi in arrivo, un numero destinato a crescere, per questo è in corso un censimento attraverso le associazioni ucraine. L'arrivo di donne, bambini, anziani sta mobilitando tutte le comunità, a partire proprio da quella ucraina che si sta organizzando per accogliere nelle proprie famiglie i primi connazionali. Cerchiamo adesso di organizzare, andare a prendere loro da questa frontiera di Polonia e portare qua, e stiamo cercando posti dove possiamo mettere questi bambini con mamme, anche ci sono bambini orfani. Perciò se c'è disponibilità e avete idee voi, aiutate a noi per piacere. Tutta comunità già si è messa in mosso per raccogliere qualsiasi aiuto, e anche cerchiamo, ripeto ancora qua, che aiutano per ricevere profughi. Ma gli ucraini di Treviso si stanno adoperando anche per raccolta di farmaci, alimenti non deperibili, abbigliamento. Un primo appuntamento sarà giovedì al centro di ascolto davanti alla chiesa di San Nicolò dalle 15 alle 20. Con soldi, con medicinali, adesso soprattutto cerchiamo già per aiutare, anche perché arrivano profughi, tante donne con bambini. Una solidarietà che abbraccia tutte le comunità presenti nella Marca, come quella marocchina. Non ci aspetta che collaborare, ovviamente, di accogliere. Vedo che tutta la gente che praticamente ha a cuore questa faccenda, e tutti cercano un po' di capire e cercare di ovviamente di essere presente. Intanto anche l'ULSS 2 è pronta ad assistere dal punto di vista sanitario i rifugiati che arriveranno nelle prossime ore nella Marca. Siamo pronti anche a curarli per chi ne ha bisogno e a vaccinarli, e quindi anche se dovesse servire, magari con l'auspicio che il Ministero possa dopo dare l'autorizzazione a chi magari ha delle competenze sanitarie ad essere inseriti nelle nostre ULSS.